I componenti dei gruppi folcloristici internazionali, unitamente a quelli locali, partecipanti al 22esimo Festival internazionale I Bambini del Mondo, hanno dato vita sabato pomeriggio a uno dei momenti più profondi e suggestivi dell'intero festival, la preghiera interreligiosa I popoli per la pace. Popoli diversi, culture differenti, diverse religioni, ma tutti uniti con un unico fine, la pace nel mondo. Nella chiesa della Madonna della Divina Provvidenza di Agrigento, guidata da Don Calogero Proietto, si sono ritrovati insieme bambini e ragazzi dei gruppi di Albania, Honduras, Kirghizistan, Macedonia, Panama, Slovacchia, Taiwan e Turchia, e con loro diversi ragazzi e ragazze dei gruppi agrigentini, tutti insieme per pregare, ognuno con la propria lingua e con la propria fede religiosa, affinché i grandi della terra pongano fine a tutte le guerre e per avere un mondo di pace. A chiudere l'incontro un momento conviviale nello piazzale dell'oratorio Don Guanella, al quale hanno partecipato anche diversi parrocchiani ed abitanti del quartiere, tutti insieme a dimostrare che siamo tutti un unico popolo. Ma sentiamo. È un'occasione bella questa per testimoniare al mondo e anche per trasmettere ai bimbi un'idea di pace fatta di incontro e di accoglienza, dove nella diversità nessuno è rifiutato o nessuno è da scartare, ma siamo tutti insieme e non conta la lingua, la fede, il colore, conta la volontà di costruire insieme una speranza di pace per il mondo. Qui in questa chiesa dove questo incontro è nato e dove ogni anno si rinnova questa preghiera interconfessionale di tutte le religioni per la pace. Che cosa dirai a questi bambini? A dire un pensiero breve, anche perché per stare lì a tradurre nelle varie lingue non è facile. Li inviterò a pregare per la pace e a desiderare un mondo più bello di quello che c'è adesso e di ricordarsi di queste esperienze, perché il mondo è pieno di gente che fa propositi, poi se li dimentica e finisce così. E questo è ancora a rimarcare la valenza del Festival I Bambini del Mondo. Si parte dal folklore, ma ci sono i diritti dei minori, c'è la pace, c'è la comunione. E la cultura è un fenomeno complesso, per cui declassare un festival del folklore a semplice fatto di canto e ballo è un errore madornale, perché c'è dentro un carico di valori antichi e tradizionali, forti, per cui c'è tutto in un incontro di questo tipo. Chiamiamolo folklore, chiamiamolo come ci pare, ma è incontro di mondi con i loro valori. Sì, tutti i gruppi sono veramente emozionati ogni volta che vengono qui, loro con un messaggio di pace nella propria lingua, con un canto che dedicano alla pace, alla gioia, all'unione tra i popoli, cercano di trasmettere tutto quello che noi vogliamo, l'equilibrio e la tranquillità tra i popoli. Domani praticamente è l'ultimo giorno, possiamo già fare un consuntivo di questa 22esima edizione. Sì, una bellissima edizione con gruppi veramente eccezionali, con tantissimo pubblico sia negli spettacoli, ai teatri, ma anche all'aperto, nelle sfilate naturalmente. Questa mattina nella passeggiata della pace proprio la via Sacra era piena di gruppi folcloristici, ma anche di scuole della provincia. Avete fatto anche una riunione così informale, amichevole, con i presidenti e gli accompagnatori dei gruppi. Che impressione hanno avuto? Che cosa ti hanno detto? Intanto sono rimasti estasiati dal calore della gente, ci hanno detto che in questa terra si sorride sempre, non riusciamo a capire il motivo, ma sorridono sempre tutti, sono sempre tutti di buon umore, già questo è una grande cosa. E poi naturalmente delle bellezze di Agrigento, e tutti ci hanno detto che nei prossimi anni vogliono ritornare. Siamo al termine di questa bella esperienza ad Agrigento. Il gruppo di Taiwan cosa si porterà a casa di questa bella esperienza? Ma è una
ilusione che venimos a Italia y adesso è una cosa vera. E questa cosa va a stare nella nostra mente per sempre. Vi siete trovati bene qui? Sì, tutti i bambini mi piace molto, Italia li impressiona molto, il tempo, il cibi, la gente, comunque che è un'esperienza eccellente. Avete avuto modo anche di fare i turisti? Avete visto qualcosa, i templi? Ha visitato Valere Tempi e anche Palermo e a conoscere un po' di Italia e adesso sai che più di spaghetti, pasta, c'è molte cose per sapere. Grazie, ciao! Ciao!